Eccoci amici della pesca e bentornati alla rubrica Amore Esco e vediamo se riesco a prendere una femmina di leuca di 5 metri. Detto questo, una notizia un po' strana per gli amanti delle stranezze e non solo, ma voglio partire un po' dal principio. Sono tante le specie aliene che ormai ci stanno invadendo perché fa sempre più caldo in questo maledetto pianeta e il nostro piccolo Mediterraneo si scalda più facilmente. Detto questo, tante specie si stanno abituando a stare lungo le nostre coste, granchi di ogni genere, tanti pesci tropicali che passano dal canale di Suez, compreso il pesce serra. Pesce serra che pare che sia presente nel Mediterraneo da 10 anni, 20 anni, c'è chi lo ha visto per la prima volta da 5 anni a questa parte perché comunque l'Italia ha una forma allungata verso il basso e più si va verso il basso, verso la Sicilia, più fa caldo e più facile trovarli, ma negli ultimi anni e sta diventando veramente un grande problema la stanzialità di questo predatore anche nelle acque più fredde, magari in Liguria, nelle acque più a nord della penisola italica. Pesce serra che c'è chi lo odia, c'è chi lo ama, ma è un pesce che raggiunge notevoli dimensioni, non è difficile trovare un pesce serra di 1, 2, 3, a volte superare questo peso e arrivare a casa spesso e volentieri con un paio di chili di pesce non fa mai male. C'è chi lo odia a prescindere perché dice che rovina le proprie battute, ma è comunque un pesce al quale ci stiamo abituando piano piano. Ma i pesci serra potrebbero non rimanere l'unica specie invasiva aggressiva lungo le coste italiane perché una bomba è uscita, una super notizia che sembra quasi una burla, ma è tutto vero. Pochi giorni fa in Croazia si sono rotte le gabbie di un mega allevamento di salmoni, è scattato l'allarme ambientale in Croazia, proprio così dei salmoni atlantici giganteschi dentro il nostro mare. Quindi il serra fondamentalmente rimane un pesce che può diventare molto grande, ma in confronto a dei salmoni atlantici questo sembra veramente un pesciolino. Ma andiamo a leggere un po' insieme questo articolo. Allarme sul Mar Adriatico. Gli esperti sono scappati dalle gabbie. Fuga di salmoni atlantici nell'Adriatico. Gli scienziati lanciano l'allarme per l'ecosistema e per la pesca locale. Ecco quali sono i rischi per l'ambiente e l'economia locale. Centinaia di salmoni minacciano l'ecosistema del Mar Adriatico. Per quanto possa sembrare strana questa notizia, è del tutto vera. Un evento senza precedenti sta scuotendo le acque del nostro mare. Oltre 1 migliaio di salmoni atlantici, una specie non autoctona, sono sfuggiti dalle gabbie di allevamento situate nel canale di Levebit, in Croazia, causando allarme tra gli esperti e le comunità locali. Il fenomeno ha già avuto ripercussioni evidenti, con avvistamenti che spaziano dall'isola di Unie fino alla costa orientale di Elistria. L'Istituto di Oceanografia e Pesca croato ha lanciato un allarme sulle possibili conseguenze ecologiche ed economiche, invitando il pubblico a segnalare ogni incontro con questa specie. La fuga dei salmoni atlantici ha riportato alla luce vecchi interrogativi legati all'allevamento di specie non autoctone. Già negli anni Ottanta esperimenti simili avevano evidenziato sfide legate ai rischi ambientali e ai costi. Oggi la situazione appare ancora più critica, con gli scienziati che avvertono sul rischio di incroci genetici con le specie locali e sulla possibilità di diffusione di malattie. Mentre si cercano risposte sulle cause di questa fuga, cresce la preoccupazione per l'impatto sul fragile equilibrio ecologico del Mar Adriatico. Ecco cosa sta accadendo e quali sono i rischi. L'improvvisa fuga dei salmoni atlantici dalle gabbie di allevamento del canale di Velebit ha sollevato numerosi interrogativi. Come riferito dall'Istituto di Oceanografia e Pesca, i pesci fuggiti, che pesano tra 1 e 3 kg, sono stati avvistati in diverse aree dell'Adriatico settentrionale e centrale. La fuga ha scatenato dubbi sulla sicurezza degli impianti di acquacoltura, lasciando supporre falle nei protocolli di protezione. Gli esperti si domandano se siano state adottate adeguate misure per prevenire la dispersione di questa specie, che normalmente non si trova in natura nell'Adriatico. Il salmone atlantico, infatti, è una specie altamente adattabile, in grado di colonizzare rapidamente nuovi ambienti. Le segnalazioni dei pescatori e dei residenti sono fondamentali per mappare la loro distribuzione e comprendere l'entità della fuga. Tuttavia, permane l'incertezza se questi pesci siano effettivamente finiti in mare aperto e se possano influire sugli ecosistemi locali.
La presenza del salmone atlantico nelle acque dell'Adriatico rappresenta una minaccia significativa per gli ecosistemi marini. Esattamente come il granchio blu, il salmone atlantico non è una specie autoctona del Mediterraneo e per tale ragione potrebbe competere con le specie locali per le risorse, alterando l'equilibrio ecologico. Uno dei rischi principali è legato alla possibilità di incroci genetici con le specie autoctone, che porterebbe a una mutazione indesiderata e a una compromissione della biodiversità. Inoltre, il salmone potrebbe introdurre nuove malattie, con effetti devastanti sulle popolazioni ittiche locali. Inoltre, la fuga dei salmoni atlantici rappresenta una minaccia diretta per l'economia locale, in particolare per la pesca tradizionale. I salmoni, altamente adattabili, potrebbero ridurre le catture di branzini, orate e altre specie pregiate. Questo potrebbe causare un calo dei profitti per i pescatori, già messi a dura prova da cambiamenti climatici e dalla sovrappesca. Nel frattempo, le prime segnalazioni dei pescatori che catturano salmoni nei pressi delle coste croate evidenziano l'urgenza di affrontare il problema. Le autorità locali stanno incoraggiando i cittadini a collaborare fornendo informazioni sugli pesci avvistati o catturati, che saranno essenziali per valutare l'entità della fuga e predisporre interventi mirati. La vicenda evidenzia ancora una volta i limiti dell'essere umano, che tenta di piegare la natura ai ritmi capitalistici, ma che rischia solo di mettere in pericolo l'ambiente. Gli scienziati ribadiscono la necessità di adottare approcci sostenibili e responsabili per minimizzare i rischi, proteggendo non solo l'ambiente, ma anche le economie locali, che dipendono dalle risorse marine. Gli scienziati ribadiscono la necessità di adottare approcci sostenibili e responsabili per minimizzare i rischi, proteggendo non solo l'ambiente, ma anche le economie locali che dipendono dalle risorse marine. La sfida ora è contenere l'impatto di questa fuga e prevenire ulteriori episodi che potrebbero mettere in pericolo la salute dei nostri mari. Eccoci qua, quindi questo è il quanto. Io non so voi, ma quando ho letto la parte del sono altamente adattabili mi è venuta la pelle d'oca, mi stavo già immaginando quest'estate a mangiare salmone direttamente sulla spiaggia qua in Liguria. Vedremo, ogni anno cambia qualcosa, generalmente in male, ma chi lo sa se questi salmoni arriveranno lungo tutta la costa italiana e sostituiranno i nostri amici serra o pesci scorpione che sono arrivati direttamente invece dal Mar Rosso. Vedremo, questo è quanto, e ci vediamo alla prossima avventura delle cose strane che accadono in questo piccolo Mediterraneo.